Bella, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Abbiamo fatto un pareggio contro l'Arsenal all'Emirates che proverà a darci un po' di slancio per riprendere un poco la situazione in mano in questa stagione che sta un po' sfuggendo sostanzialmente. E come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, vediamo chi sarà l'avversario di questa puntata, contro chi ci dovremo confrontare, ragazzi, cercando di provare a cambiare la rotta della stagione, che è che sta andando un po' a puttane per il momento. Comunque, vediamo chi ci capita. Napoli-Milan, ancora Milan, questa volta in casa. Non so quante volte ho già affrontato il Milan in questa stagione. Napoli-Milan. Allora, bla 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 bla, va bene, i nostri avversari, anche loro hanno Lobotka, Cavara, ok, anche lo 4-2-1-3, praticamente 3-3 offensivo. Va bene, va bene, va bene, andiamo al match subito. Si parte. Napoli-Milan. Ottime direi. Osimhen, Lobotka allarga subito per Mario Rui, scende Rui, palla per Kvaratskhelia, proviamo a partire forte con Zielinski che si gira, non c'è fallo, Politano, incredibile errore, qui niente da fare, riparte il Milan, Nathan, Neymar deve chiudere, Leao, attenzione, chiusura di Di Lorenzo, e anche rimessa dal fondo, ringraziamo tutti Leao per questa rimessa dal fondo. Meret si prende la palla e la rilancia lunga verso Kvaratskhelia che prova a colpire, la mette giù, Zielinski, Lobotka dentro per Osimhen, palla indietro per Lobo, cerca Zielinski ancora, Osimhen, la palla non arriva ad Osi, attenzione Di Lorenzo, recupera palla, Anghissà, attenzione Politano dentro per Zielinski che scende, Zielinski, tacco per Politano. Niente da fare, stiamo provando a partire forte ma il Milan si chiude bene, riparte con Lobotka, sbaglia Genio Di Lorenzo a salire qua, prova ad andare a chiudere su Leao, attenzione Di Lorenzo su Leao, va in chiusura, niente da fare, attenzione Diego, si gira Diego, va Diego, mamma mia, Nathan riesce a spazzare con Kvaratskhelia che stoppa, è indescrivibile quello che ha fatto Kvara, e loro Kvara invece ci trafigge subito. 1-0 Milan. Lobotka, palla per Mario Rui, proviamo a reagire con Kvaratskhelia, dribbling che non riesce, Costa Curta se ne va, break di Mario Rui, palla vicina, attenzione Anghissà, Diego, Anghissà prova a chiudere, niente da fare, Rachmani recupera palla, errore di Rachmani qui, troppo frettoloso, Zielinski recupera palla e va dentro, in mezzo tra Anghissà, Osimhen, niente da fare, attenzione Leao, scende Leao, va a chiudere anche Rachmani, Leao fino in fondo, palla fuori, Meret, rilancio lungo di Alex Meret, Osimhen deve provare a prendere questa palla, niente da fare, attenzione Zielinski, Mario Rui in chiusura, scende Rui, palla per Kvaratskhelia che si gira, Kvaratskhelia scende, Kvara vede dentro Zielinski che cerca Victor Osimhen che prova ad andare da Politano, la palla non passa neanche questa volta, attenzione Zielinski prova a chiudere su Leao, ci riesce, Zielinski, palla per Di Lorenzo, scende Giannino Di Lorenzo che vede dentro Victor Osimhen, ma perché si è girato? Che io non c'avevo la freccia dietro, attenzione Zielinski, Gesù Cristo, Leao, attenzione, chiuso da Giannino Di Lorenzo, palla per Politano, prova a dribblare Politano, tunnel di Politano, annesta, Politano va dentro da Osimhen che è riuscito addirittura a prendere palla ma niente da fare, Maradona va in chiusura, Lobotka, poi su Leao, rimessa laterale per noi, Anghissà, Di Lorenzo, errore di Di Lorenzo,
Attenzione Leao, chiusura di Di Lorenzo, niente da fare, siamo anche sfortunati. Dice Di Lorenzo, palla per Politano che cerca Osimhen, che prova a darla a Zielinski, niente da fare. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. A volte è necessario dimostrare un attenzione Di Lorenzo, prova a chiudere, niente da fare. Zielinski recupera palla. Kvaratskhelia prova ad andare da Osimhen, chiusi totalmente, in questo caso dal Milan. Leao, Rachmani, Maradona, attenzione Teo Hernandez, chiude qui. E poi Nathan deve andare a chiudere, Anghissà prova a ripartire con Politano, dentro per Osimhen che cerca di nuovo Politano, proviamo a scendere finalmente con Matteo Politano, attenzione Politano, fermato da Nesta. Facile facile. Anghissà recupera palla dentro per Politano che prova ad andarsene, si porta palla fuori. Mi pare che ce l'ho già tra l'altro allenatore del contropiede veloce. Attenzione Lobo. Maradona fermato da Lobotka, dentro per Osimhen. Dribbling di Osimhen che poi prova a cercare largo Politano, niente da fare, arriviamo sempre con quell'attimo di ritardo a fare la giocata. Anghissà prova a scendere il Milan con Zielinski, Rachmani la appoggia a Leao praticamente, attenzione ancora Teo Hernandez, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, qui andrà Maradona. Maradona dentro, palla fuori, Politano la porta fuori. Politano, palla per Anghissà, Kvaratskhelia dribbling, cerca dentro Victor Osimhen che probabilmente comunque era in fuorigioco, ma in ogni caso Giulio Cesar prova a rilanciare Leao, Di Lorenzo, Politano, Anghissà cerca Osimhen che va da Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia dall'altro lato, Costa curta, recupera palla, minuto di recupero, tensione, Osimhen, Kvaratskhelia a recuperare questa palla senza fallo Kvara, attenzione ancora Kvaratskhelia, la parata, Giulio Cesar, abbiamo provato a dare una scossa alla fine, Milan che ha attaccato di più, che è meritatamente in vantaggio, molto più difficoltà a fare gioco. Riparte il Milan con Costa curta, attenzione Kvaratskhelia, palla dentro per Barella, torna Nathan, ma dai Nathan però. Zielinski la mette fuori, Kvaratskhelia cerca dentro Victor Osimhen che proverà ad andarsene, Victor che si fa rimontare facile da bastoni e riparte il Milan, attenzione con Zielinski, Di Lorenzo, ma dai come fa a non prenderla Di Lorenzo là, come fa? Zielinski, attenzione, veramente non sto capendo niente, ma Zielinski riesce a fare un miracolo a recuperare questa palla. Osimhen appoggia Anghissà, dentro per Politano che si gira e se ne va Matteo Politano, dentro per Osimhen, si gira Osimhen dall'altro lato, Osimhen prova ad andare dentro, niente da fare, Zielinski è una cosa che fa proprio il gioco, sì lo so, cioè lo immagino veramente. Mario Rui, palla per Kvaratskhelia che si ferma, dribbling dentro per Zielinski che va da Victor Osimhen che si gira dall'altro parte, Osimhen e fa un gol da fenomeno, Victor Osimhen qui. Non può nascondere la commozione, 500 partite festeggiate con un gol. 500esima partita. Aggressività e verticalizzazione. 1-1 ragazzi, riprendiamo il Milan. Victor Osimhen, attenzione, adesso provano chiaramente ad attaccare di nuovo loro, noi cerchiamo di chiudere subito, attenzione Mario Rui, break di Rui, Kvaratskhelia, attenzione, palla per Costa curta, Mario Rui fermato da Costa curta qui con maniere un po' brusche, Kvara prova ad entrare fino in area di rigore, Zielinski prende questa palla e prova ad uscire palla al piede, Zielinski che va dentro Osimhen malissimo, Anghissà recupera palla dentro per Politano, dribbling di Politano che se ne va, scende Matteo Politano dentro da Zielinski,
Di lancio lungo, attenzione, Kvaratskhelia, palla dentro, Mario Rui deve chiudere, incredibile dribbling qui di Kvara, ma Nathan recupera palla e poi Lobotka va da Kvaratskhelia, dentro per Zielinski, appoggia per Anghissà, Politano, dribbling di Politano, se ne va ancora Politano, fermato da Teo Hernandez. Serve qualche cambio adesso, serve assolutamente qualche cambio con Zielinski che la dà Kvaratskhelia, allunga per Mario Rui, Barella va a recuperare palla, attenzione Nathan, va dentro Kvaratskhelia, qui Rachmani chiude fantasticamente Nathan, poi Mario Rui dentro per Kvaratskhelia, Zielinski si gira, dentro ancora per Kvara, gran giocata di Zielinski, Kvaratskhelia, si ferma Kvaratskhelia dentro per Mario Rui che può crossare verso Osimhen, niente da fare, riparte il Milan, Lobotka, palla per Anghissà che va da Politano, si gira Politano, dribbling in area di rigore, fallo su Politano, fallo su Politano, attenzione, facciamo qualche cambio. Allora, Gong dentro al posto proprio di Politano, dentro Traoré per Zielinski, Kvara sta on fire, lo lascio. Mettere quasi un po' anche Caciuste, anche sta stanchissimo, c'è un po' così. Oddio, avrei Diego, ma non me la sento di sbilanciarmi, meglio restare così e andiamo. Poi di sostituzioni, Mario Rui cercherà sicuramente il cross in mezzo da qui. Si prende un momento per valutare le opzioni. Mario Rui va da Victor Osimhen, la palla arriva a Caciuste, niente da fare. Anghissà, palla per Di Lorenzo, Mario Rui poggia dentro Mario. No, gestito male la situazione. Nathan in chiusura su Kvaratskhelia, prende palla e riesce poi a gestirla per Caciuste, palla per Anghis per Traoré, fallo su Traoré, là è fallo su Traoré ragazzi, è proprio fallo su Traoré, e invece il gioco decide di no e chiaramente lui va a segnare ragazzi, ma lì è fallo però, ma lì è fallo. Ha mantenuto i nervi saldi, ha insaccato il pallone evitando il portiere. Non ha mai male così. Gli occhi dal portiere. Ha aspettato un Di Lorenzo, Gong si gira, prova ad andarsene in Gong, attenzione. Sono in vantaggio di un gol. Si ferma, rientra dentro per Osimhen, attacco per Kvara, ma Osimhen fuori gioco. Ovviamente Osimhen fuori gioco. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Allora c'è un po' Diego, troppo, non abbiamo assolutamente nulla da perdere ragazzi. Il lancio lungo del Milan tra Rachmani, Caciuste dentro per Traoré, Traoré dentro per Osimhen, appoggia per Maradona, brutta palla di Osi per Maradona però. Di Lorenzo si fa bruciare da Neymar, Rachmani deve andare a chiudere su Chiesa, ovviamente Chiesa passa, Rachmani si porta la palla fino in calcio d'angolo. Calcio d'angolo Milan ancora. Nessuno per... Calcio d'angolo, Rachmani, Nathan la mette fuori, Maradona di testa prolunga verso Gong e prova a ridarla a Maradona, palla per Kvaratskhelia, cerca dentro, si salva il Milan qui dalla nostra ripartenza. Di Lorenzo recupera la palla, Di Lorenzo, la palla non passa verso Gong. Rimessa con le mani. Di Lorenzo, Rachmani prova a lanciare dall'altro lato, Kvaratskhelia non recupera questa palla, niente da fare, Caciuste, Traoré, Rachmani, dentro Chiesa, Nathan, la palla dentro, Caciuste, Traoré prova ad allungare, la palla non passa, Mario Rui, palla dentro, Rachmani, Mario Rui prova ad allungare, niente da fare, attaccano bene loro.
calcio da cross in mezzo, Meret ci salva. Non si passa, ottima parata. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Lo so, ma in realtà ho paura che poi cominciano ad essere poco lucido a volte. Probabilmente per il trend totalmente negativo, capito? Devo svuotare Madonna, mamma mia Mario Rui. Come se, capito, non riuscissi a svuotare la mente e giocare bene, infatti. Palla dentro, ancora Barella, Meret. Male. Con questo sono 4 i calci d'angolo battuti da loro finora. Ancora 0 per gli avversari. Calcio d'angolo ancora per loro. E poi Traoré riesce a metterla fuori, ma è incredibile. Non recuperiamo mai palla, ragazzi. Gong adesso recupera palla, prova ad andare da Maradona, ma non riusciamo a imbastire nulla. Nathan recupera palla, la dà Kvaratskhelia che si gira. Dentro Kvaratskhelia per Osimhen, prova ad andarsene Victor Osimhen. Osimhen dentro, la palla non passa, ragazzi, non passa. Nathan Caciuste dentro per Mario Rui, vede Osimhen, palla lunga. Perdiamo l'ennesima partita, ragazzi. Una buona prestazione sul piano del carattere e dell'organizzazione. Molto male. Stiamo giocando molto male, perdiamo altri 12 punti, ennesima sconfitta. Allora,